Tutto pronto per una nuova puntata di Giovedì a Corte, qui da Corte Santa Maria in Sassari. Oggi puntatona a tutto gas con Omar Magliona. Ci vediamo tra pochissimo, restate con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Renault Clio Moschino, Let Emotions Drive. Tua da 9.950 euro. E con finanziamento Summer Hit, con 99 euro in più, hai un anno di RC auto inclusa e paghi da settembre. Per vettura in pronta consegna, anche domenica. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Bentornati amici, eccoci qua, eccolo qua, Omar Magliona qui con noi a Giovedì a Corte. Ciao Omar, ti saluto, ti risaluto. Buonasera a te, buonasera a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Bene, bene, Omar, parliamo subito, spiegamelo tu. Allora, sei un pilota di velocità in montagna, il campionato italiano di velocità in montagna. Tantissimi ti conoscono, ma tanti non conoscono te, non conoscono magari questa disciplina dell'automobilismo veramente interessante. Sì, interessante perché è una costola dell'automobilismo che è nata, diciamo, negli anni 60, quando ancora non esistevano i circuiti permanenti, e che si sviluppa ancora oggi grazie soprattutto alla passione. Si svolge principalmente, come hai anticipato tu, sulle strade di montagna, quindi strade provinciali o strade statali. Io mi cimento in questa disciplina perché ho ereditato questa passione principalmente da mio padre Uccio, che prima di me ha svolto questo tipo di attività sportiva. La pratico oggi grazie soprattutto ai tanti partner pubblicitari che mi permettono, quelli ci vogliono sempre, sono fondamentali, fondamentali. Di poter concorrere per il titolo italiano assoluto. E lo faccio con una vettura prototipo. Ecco, parliamo un po', allora, innanzitutto parliamo della vettura, come sono rispetto, non so, alle più comuni Formula 1, non lo so, quelle da rally, sono completamente diverse. Una tipologia diversa, intanto nasce come prototipo, la forza oltre che la cavalleria è data dal peso, quindi una vettura abbastanza agile. Una vettura, quindi leggere rispetto... che si adatta bene a quelle che sono le asperità della velocità in montagna, perché per meglio descrivere i fondi stradali sono quasi tutti imperfetti, al di là proprio di qualche singola manifestazione che possiamo trovare al topo. Una vettura, ripeto, rapporto peso-potenza favorevole, siamo intorno ai 480 kg per 330 cavalli. Sì, con telaio, diciamo, in ferro pannellato in carbonio, pneumatici adatti ad una simile disciplina che ti permettono di essere performante fin dal primo metro di strada, e poi chiaramente delle doti di guida da affinare, perché è importante disegnare quelle che sono le traiettorie. E io penso che tu le doti di guida le hai affinate abbastanza bene, diciamo, perché sei 8 volte campione italiano di questa disciplina. 8 volte campione italiano. Complimenti. Grazie. Però le doti di guida le ho potute affinare fin da bambino, perché ho iniziato, penso come la maggior parte dei piloti, con i go-kart, poi c'è stata la progressione verso l'automobilismo
e quel sogno ho sempre inseguito di andare più in alto di quello che era la velocità in montagna, però per limitate disponibilità economiche non ci sono riuscito, quindi oggi mi adeguo a questo. Non è che sia scontento, però il sogno di ogni ragazzino è quello di poter guidare in Formula 1 e questo non è mai avvenuto. Certo. Senti, un'altra domandina sulla gara, com'è che avviene? Cioè, c'è un giro secco, c'è il cronometro parte? Intanto il fondamento principale della velocità in montagna è quello di conoscere a menadito il tracciato, è fondamentale sapere cosa c'è dopo un rettilineo. E questo come lo fai? Con le prove? Con una vettura prettamente stradale. Lo studi prima, sì, quindi lo studiamo tecnicamente primo in ogni suo particolare, poi è fondamentale a una manifestazione parteciparvi, perché quello che riesci a acquisire l'anno prima poi riesci a trasformarlo l'anno dopo chiaramente in rilevamento cronometrico. Certo. E poi un giro secco, quello valido? La corsa è suddivisa in 3 giornate. La prima sono delle verifiche tecnico-sportive per controllare documenti e l'integrità della vettura. Il sabato 2 manche di prove, dove è fondamentale fin dal primo metro di strada andare a intuire quelli che sono i problemi della vettura per poi cercare di migliorarla al meglio per la gara. Certo, senti, abbiamo parlato fino adesso, vogliamo vedere qualcosina, perché abbiamo preso, grazie a Cesare Donati qua in regia, delle immagini di una tua camera car. Ci vediamo questi 30 secondi di Omar Magliona per le montagne. Impressionante Omar, questo che tracciato era? Dove eri qua? È la prima del campionato di quest'anno, Luzzi San Bucina, giù in Calabria. In Calabria, zona Sila, sì, quello lì. Quelle parti lì. E spiegaci un po' lì cos'era, quanto andavi, insomma, queste immagini. Guarda, se ti devo essere sincero, è anche un camera car con velocità abbastanza ridotte, saremmo stati intorno ai 120-130 orari in quel tratto di strada che avete fatto vedere. Bello però, adrenalina a manetta. Sì, tu la senti ancora ogni corsa? La disciplina della velocità in montagna è proprio quella che riesce a trasmetterti un'adrenalina fortissima, perché devi dare tutto in un lasso di tempo abbastanza ridotto, che si conteggia dai 2 ai 3 minuti massimo di gara. Fantastico. Senti, ti interrompo un attimo questa nostra chiacchierata e la continueremo subito, perché devo fare degli annunci di servizio qui a Corte Santa Maria. Domani 7 giugno a partire dalle 18:30 c'è la presentazione del libro Antonio allo specchio, edito dalla Carlo Delfino e scritto dalla signora Maria Grazia Pinna. Poi abbiamo delle interessanti iniziative nel centro commerciale. Da Piazza Italia ogni 5 euro spesi ricevi subito 5 euro di buoni acquisti, spendibili a fronte di una spesa minima di 15 euro. Sandro Ferrone, altra grande promozione con i bollini, quindi non perdetevi neanche Sandro Ferrone, anche da Camomilla. Stessa cosa, un'altra grande iniziativa con i bollini, quindi Omar, anche se devi fare qualche spesa noi ti aspettiamo qua a Corte, i nostri negozi, centri commerciali, o per poi qua proprio da questo palco la conferenza stampa, la presentazione del libro. Un altro evento interessante che si è svolto martedì scorso proprio qua da dove siamo noi, da questo palco, è stato presentato una grande iniziativa che è Mai più sogni spezzati, artisti sardi per l'AIL. L'AIL è l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma. Insomma, c'è stata la presentazione qui di uno spettacolo che si terrà il prossimo 8 giugno a Barumini e poi il 28 giugno si ripeterà proprio qui a Corte Santa Maria, quindi è una cosa molto interessante e da seguire, e noi l'abbiamo seguita. È andato per noi, è venuto qui per noi il nostro Cesare Donati per seguire questa presentazione e intervistare un attimino i protagonisti, e ve la vogliamo fare vedere.
Lyle. Il caro Pierpaolo Fadda aveva già l'idea di riunire gli artisti sardi e io un giorno in riunione con Gianmario mi è venuta questa specie di illuminazione, ho detto perché non facciamo qualcosa di concreto, no? Allora ci siamo mobilitati per fare qualcosa di bello, per riunire tutti gli artisti sardi e per dare qualcosa e un messaggio soprattutto per quanto riguarda Casa Ail. Gianmario ha scritto il testo e tutto è nato così, e la musica l'ha scritta il maestro Sauropiana. Prima bisogna essere uomini, poi artisti, perché sensibili si nasce e bisogna cercare di portare avanti un messaggio di speranza, di positività soprattutto, e bisogna cercare di portare avanti i valori che in questo momento stanno mancando e capire, un attimino riflettere, capire quali sono le cose importanti della vita. Questo è il messaggio che sia io che Gianmario che tutti gli artisti vogliono portare. Mai più sogni spezzati non è altro che la frase coniata a livelli nazionali per il 50° anniversario dell'AIL. Da lì, da quelle 4 parole è venuta questa illuminazione che parla di dolore, di tristezza, di disagio, ma poi la canzone si evolve in una speranza, in una guarigione e in un mondo migliore, sia per il malato ma anche per i familiari. Tante voci importanti, tra l'altro tutte entusiaste di cantare questa canzone, e soprattutto Delfine Nobile, perché il ricavato della compilation andrà totalmente a Casa Ail. La speranza mia, ma anche di Enzo e di tutti, è di arrivare più lontano possibile. Posso dirvi che il 21 di giugno la signora Rimini, la presidentessa dell'AIL di Sassari, è convocata da Mattarella con tutte le presidenti dell'AIL. In quell'occasione verrà regalato la compilation con questa canzone. Ringrazio tutti gli sponsor, chi ho a fianco, Enzo, il balletto di Uri, dove c'è anche mia figlia qui al mio fianco. Niente, vi dico solo seguiteci perché ne vale la pena, ma veramente, veramente. Grazie. E allora amici, mai più sogni spezzati, lo ricordo, l'8 giugno a Barumini e il 28 giugno qui a Corte Santa Maria, mi raccomando, facciamo questo appello, venite numerosi, numerosi. Senti Omar, torniamo a parlare di te, dai, senti, tu hai avuto un grande maestro sicuramente, che è tuo padre Uccio, Certo. ma come è iniziato tutto il tuo discorso nel mondo dell'automobilismo? Beh, come tu già Con i accennavi, kart magari? Sì, con i Come go-kart. tutti? Proprio mio padre, poco più che bambino, avevo appena 4 anni, ma ha messo su un kart costruito su misura, ero in tenera età. Lui mi racconta ancora tutt'oggi, ti ho seduto lì, facevi il controsterzo senza che nessuno ti insegnasse niente. Ah. Da lì ha capito che poteva nascere un campione, tra virgolette. Anche se nella mia carriera sportiva c'è stata una semplice divagazione dovuta prettamente a quelle che sono le disponibilità economiche per poter praticare questo sport. Infatti, Che è costoso. Esatto, è abbastanza oneroso. Ed ha cercato di distogliermi praticando il calcio. Ho fatto una sola seduta di allenamento perché nel momento in cui ci allenavamo arrivava il pallone e mi coprivo. Quindi Benissimo. Si è reso conto non che era il tuo sport. non era il mio sport, quindi da lì è iniziata. Con i kart e poi è continuata. Poi ho fatto, diciamo, una palestra, una fucina per campioni che è la scuola federale, che fa parte della nostra federazione automobilistica, che è l'ACI, a Vallelunga. Lì ho staccato, diciamo, la prima licenza e ho iniziato con le vetture turismo, però ho iniziato nei rally su asfalto.
però mi rendevo conto che il rally era più amministrare che voler esprimere tutte le doti velocistiche. Certo, quindi era più un insieme. Qua invece la salita in montagna è velocità allo stato puro. Sì, velocità allo stato puro, tant'è che dopo aver fatto un danno abbastanza ingente con la vettura completamente disintegrata, da lì ho preso una strada, l'ho mantenuta, l'ho seguita ed è la disciplina della velocità in montagna. Prima gara a Lima Bettone 2001, da lì è iniziata la mia storia, la mia carriera sportiva, che oggi non solo mi dà soddisfazioni ma mi dà anche gratificazioni a livello umano e personale. Quanto è stato importante la figura di tuo padre in questa tua crescita? Basilare, è stato colui che per primo ha creduto in me, che ha cercato di correggere quelle che forse erano gli animi giovanili, no? L'irruenza, il non voler ragionare, tutte queste cose qua. Anche se sono del parere che avere in casa una persona che prima di te ha corso, molte volte anche, non è facile, eh? Sì, è anche un freno, perché sono state tante le volte in cui ci siamo scontrati, perché lui in me ha riposto tutte le energie, sia umane che economiche, facendomi avere quello che non è riuscito ad avere lui nei momenti in cui correva. Certo, certo, bene, bene. Senti, la nostra trasmissione, lo sai, è una trasmissione di eventi. Iniziamo a vederne qualcuno di questo weekend. Tu come te la cavi con gli eventi? Sei sempre in giro a correre o qualche sagra, qualche festa te la godi qua in Sardegna? Vorrei cercare di godermela, però col discorso lavorativo i sabati e le domeniche li impegniamo sull'autodromo. Va bene, allora noi gli diciamo lo stesso, dai, se poi riesci a liberarti potresti andare tipo a Porto Torres. Questo weekend dall'8 al 10 giugno c'è la Festa Manna, è un grandissimo appuntamento per la città, un appuntamento tra religione, tradizione, cultura popolare, con un ricco programma di eventi collaterali nel cuore della città e nei luoghi storici della festa. Ci sono talmente, guarda, tanti eventi che consiglio agli amici che ci seguono di dare un'occhiata alla pagina Facebook Festa Manna Porto Torres, dove possono trovare potete trovare tutte le informazioni utili per questa grande festa. Un'altra che forse ti può interessare, questa qua, è il Bosan Wine Festival. Come siamo messi a vino, Omar? Io purtroppo sono astemio. Ah, perfetto, benissimo. Posso essere di supporto. Benissimo, la scorsa puntata c'era Gabriele Masala che era vegetariano, gli ho proposto una sagra di pesce, oggi il Bosan Wine Festival lo propongo a un astemio. Perfetto, perfetto. No, comunque è un grandissimo appuntamento, scherzi a parte. Ci sono i migliori vini sardi e italiani, accompagnati da succulenti piatti della tradizione bosana e della Sardegna. Un piatto della Sardegna che non puoi rinunciare? Cosa non rinunci? Ma sicuramente il panfrattato. Perfetto, ottimo piatto, concordo. Anche qui mi raccomando, se vi servono le informazioni su questo appuntamento, su Facebook troviamo tutto sulla pagina Bosan Wine Fest by Associazione Centro Storico Sacosta. Ok, benissimo, ci possiamo fermare un attimo, andiamo un attimino ai box, cosa dici? Ci facciamo un attimino di pausa allora, 2 spot pubblicitari e poi siamo di nuovo qui con Omar Magliona e tanti altri eventi da discutere e chiacchierare. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobek e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Dacia Duster è già pronto per te. Tuo in pronta consegna semplicemente da 5 euro al giorno senza anticipo e con solo 1 euro in più hai 5 anni di furto incendio e casco inclusi, anche domenica. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza.
Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Rieccoci qui, per chi si fosse solo adesso collegato, sono qua in compagnia con Omar Maglione, grande pilota di velocità in montagna. Sì. Il tuo terreno, la tua pista, le tue piste sono su per Appennini o vette, ma il tuo tempio è a Mores. E qual è il tuo tempio? È l'autodromo. Ne vogliamo parlare di questo? Certo, è il più anche... importante della Sardegna sicuramente, forse anche a livello italiano, giusto? Diciamo che a livello italiano ci sono strutture sicuramente più blasonate della nostra, la nostra proprietà la definisco una piccola bomboniera, ha una storia perché è stato prettamente voluto da quelle che sono state le visioni di mio padre. Che l'ha studiato, ideato, realizzato, Sì, ha fatto tutto lui? Tutto con le sue mani, chiaramente. Fantastico. Con l'ausilio di diverse aziende che con noi hanno collaborato, c'è stata proprio la volontà di tutta la famiglia. Pensa che il terreno comprato nel 92, i lavori sono partiti nel 2000, 8 anni dopo. Ah. Sì, c'è stata proprio la volontà, la testardaggine, la caparbietà di volere questo impianto a tutti i costi, perché è stato colmata una lacuna che in Sardegna si voleva da tempo. Quindi io ho visto fare a mio padre delle cose che forse bisognerebbe rinascerle per mettere in campo. Nonostante tutto, affrontando 1000 avversità, abbiamo visto il compimento di quest'opera, un'opera che al momento è monca perché ha una struttura imponente, una pista un po' limitata per via della lunghezza. Io ci stavo lavorando a questo progetto per cercare di portare il nastro d'asfalto a 3100 metri, sono stato frenato da quello che è la burocrazia, non voglio entrare nei particolari e cercherò in futuro di portare questo sogno a quello che potrebbe essere la realtà. E tu lo stai gestendo e ci sono tanti eventi importanti che organizzi. Sì, io lo sto a Mores. gestendo in prima persona, chiaramente sempre con l'ausilio di quelli che sono i collaboratori, perché da solo è impossibile fare tutto. Certo, ecco. immagino, ovviamente. Quindi un plauso va anche sicuramente a loro. Cosa fate di bello? Ma degli eventi, io lo diciamo, posso definire il ritrovo dei motociclisti, perché grazie a loro continuiamo a mantenere la struttura in efficienza, sono stati i primi a crederci, quindi attraverso le vostre telecamere vorrei ringraziarli. Non si svolgono solo prove di moto, ci sono anche le case costruttrici che vengono a utilizzare il circuito per quelli che sono i lanci dei nuovi prodotti, e poi un settore che io tendo sempre a rimarcare è quello della guida sicura, di cercare di creare una guida che sia diversa da quello che impone le scuole guide per il rilascio della patente, e su questi aspetti noi creiamo il futuro della nostra azienda. Bene, bene, senti, adesso ti porto da Mores a Sassari, torniamo a Sassari perché c'è stato domenica scorsa al Teatro Ferroviario un saggio di fine anno molto interessante della scuola di teatro di Daniela Cossiga e Antonella Masala, e per noi c'è andato Cesare Donati perché questi ragazzini sono stati veramente bravi, le nostre telecamere sono andate a vederlo, il servizio di Cesare Donati ce lo guardiamo insieme a Omar. Volentieri. La scuola di teatro nasce dall'idea di formare in qualche maniera i ragazzi all'attitudine al teatro in maniera un pochettino diversa rispetto al solito, nel senso che ovviamente con i bambini non si lavora su dizione, non si lavora su altri tipi di formazione che sono un po' più legati al discorso dell'attore, però il lavoro che facciamo con Antonella è un po' quello di mettere in scena qualcosa che loro stessi producano, partendo da un'idea che di solito è legata o a un romanzo o a un testo teatrale classico, dal quale poi ci si discosta perché tutto quello che poi viene messo in scena in qualche maniera è una variazione sul tema. Nel caso in questo di caso Oliver di Twist, Oliver Twist siamo partiti dal romanzo di Dickens fondamentalmente per alla fine parlare della diversità in tutte le varie sfaccettature.
Questo è il 6º anno consecutivo che lavoriamo con i ragazzi e quest'anno in effetti abbiamo sperimentato un po' di più. Un po' tanto. Un po' tanto, perché in effetti da una struttura narrativa, dalla struttura narrativa di Oliver Twist siamo veramente andati verso direzioni quasi fantastiche, si può dire. Sì, e poi c'è una cosa importante, il nostro gruppo da 6 anni a questa parte è formato da ragazzi che partono dai 7 ai 15 anni. Quindi è un lavoro anche che viene svolto da ragazzi di età talmente diverse e quindi con anche esigenze completamente differenti, e alla fine la cosa fantastica è che comunque questo gruppo è un vero e proprio gruppo di lavoro, si approda al saggio finale, allo spettacolo che si fa infine, con un gruppo di ragazzi che hanno fatto un bel viaggio insieme, e questa è una delle cose che noi ci ripromettiamo ogni volta che riprendiamo a lavorare con loro, con gruppi nuovi, oppure con nuovi elementi che si aggiungono a un gruppo che ormai è abbastanza stabile. Sì. Una delle caratteristiche infatti dei nostri lavori è la coralità. È raro che nei nostri lavori ci siano dei veri e propri protagonisti, ma i ragazzi sono tutti protagonisti e ogni singolo ragazzo ha lo stesso peso sul palcoscenico. Se manca uno va a cadere tutto. Bravi questi ragazzi e bravi le loro insegnanti. Senti, tu Omar, con i ragazzini lavori, hai qualche progetto? Saltuariamente, il progetto è sempre quello dell'educazione stradale, quindi prendere il bambino importante, da piccolo e cercare di insegnargli le regole. Quindi le regole più che altro sicurezza stradale, go-kart, cose del genere per piccolini? Al momento no, in futuro potrebbe esserci. Non sarebbe male, insomma, esatto. L'autodromo Amores, che vi invito ad andare a vedere. A proposito, come si fa per contattarti? C'è un sito internet, abbiamo il sito giusto? che è autodromosardegna.net, lì trovate tutti quelli che sono gli eventi che si svolgono all'interno della struttura, e poi ci sono i numeri di riferimento al quale contattarci oppure le email al quale scriverci. Perfetto. Allora, senti, torniamo a parlare un pochino di eventi del weekend. Le ciliegie ti piacciono? Sì, abbastanza. Ok, perché dall'8 al 9 giugno a Osini c'è la sagra delle ciliegie. Ce ne sono tante, lo diciamo già che ce ne sono tante in giro per la Sardegna. Adesso noi stiamo citando questa di Osini, ma c'è anche forse una vicino a te, Amore, sì, no? C'è Buonnannaro, esatto. Un'altra sagra delle ciliegie, un frutto fantastico, quelle veramente ne mangi una tira l'altra. Qui sono protagoniste anche le delizie della Valle dei Tacchi, quindi ciliegie, ma anche i piatti tipici, poi spettacoli, percorsi enogastronomici e tanta musica. Per saperne di più c'è la pagina Sagra delle Ciliegie di Osini, c'è proprio una pagina dedicata, quindi andate a dargli un occhio per sapere programmi e quant'altro. Poi un'altra che magari ti può già più interessare è, se ti dico Festa della Montagna, questa è già più... È più collegata a quello che è il mio sport. Questa ti interessa di più. E si fa in zona Iglesias, la organizza la Proloco di Iglesias, alla Festa della Montagna il 9 giugno. Qui però non ci sono automobili, Omar, ma si parla di escursioni a piedi in mountain bike e poi gli immancabili stand enogastronomici, prodotti tipici, spettacoli, insomma una bellissima giornata. Anche qui possiamo trovare qualche informazione su Facebook, perché c'è un evento, 12ª Festa della Montagna, che è organizzato dalla Proloco di Iglesias, e quindi potete trovare tutte le informazioni. Un altro interessante è Primavera nel cuore della Sardegna, questo tour itinerante nei vari paesi della Sardegna. Questo weekend dall'8 al 9 giugno ci sarà a Gairo e a Baunei, quindi tradizioni, buona cucina, insomma. Un altro spaccato è buona cucina, però tu sarai astemio, ma la buona cucina sì, diciamo ti piace, insomma.
ti piace. E poi mi dicono dalla regia, che mi è arrivato prima mentre c'era il servizio dei ragazzini, che ci hanno mandato proprio qua in diretta infatti leggo, un evento a Villanova Monteleone domenica 9 giugno dalle ore 18, c'è la 15ª edizione di Gente di Sardegna, è una grande sfilata di gruppi folk tra i più belli dell'isola, quindi ci è arrivato in diretta e noi lo diamo subito. Grazie per la segnalazione puntualissima e in tempo proprio per gli sgoccioli, perché siamo agli sgoccioli della nostra trasmissione, caro Omar. Infatti ti volevo dire prima di lasciarci, poi ci verrai a trovare ancora, però già te lo dico. Ok. I progetti imminenti per Omar Magliona, le gare, le cose, cosa abbiamo? Il prossimo appuntamento per me a livello agonistico è il 16 di giugno in occasione della Morano Camportenese, che è il quinto appuntamento stagionale di quello che è il campionato. Poi chiaramente la gestione dell'autodromo, che richiede sempre particolare forza e energia, quindi invito chi non c'è mai stato a venire a visitarci per assaporare anche quello che è il rumore e la spettacolarità dei motori. Certo che sì, perfetto. Quindi ricordiamo, per dare un'occhiata all'autodromo, il sito con tutte le informazioni. autodromosardegna.net. Perfetto, quindi tutte le informazioni le trovate lì. Omar, grazie mille per essere stato con noi. Io vi ricordo a tutti gli amici che ci hanno seguito durante la diretta Facebook, se vi siete persi qualche cosa, noi da stasera siamo in differita su TeleG, canale 15 del digitale terrestre, ok? Quindi io a questo punto ringrazio Cesare Donati in regia, ho fatto un po' di... mi sono impappinato. Tu non puoi impappinarti quando sei lì. Alla guida no, io sì. Nella dialettica capita anche a me. Io posso, ok. Quindi ringrazio Cesare Donati dalla regia, Chico Piu alle telecamere. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un'altra puntata di Giovedì a Corte, ore 18:30, sempre qui da Corte Santa Maria a Sassari. Ciao ancora Omar. Ciao a tutti, grazie. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Renault Clio Moschino, Let Emotions Drive. Tua da 9.950 euro. E con finanziamento Summer Hit, con 99 euro in più, hai un anno di RC auto inclusa e paghi da settembre. Per vetture in pronta consegna, anche domenica. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione.